Si sono firmati anonimi cittadini che amano Agrigento. Sono alcuni abitanti di San Leone che ieri mattina, armati anzitutto di tanta buona volontà, hanno ripulito parte della spiaggia di fronte alla via Restivo. L'iniziativa degli agrigentini amanti del mare vuole essere una provocazione al fine di spronare l'amministrazione comunale a bonificare la spiaggia, divenuta un ricettacolo di rifiuti, con le sterpaglie che impediscono il passaggio dei bagnanti. Ieri, tra l'altro, tra i rifiuti anche la carcassa di un gatto. Chiamati i vigili urbani, tempestivamente sul posto è intervenuto il personale della sanità, ma ancora il gatto morto è al suo posto. Dall'ufficio sanità al quale ci siamo rivolti per chiedere spiegazioni, abbiamo appreso che la ditta incaricata, che dovrebbe arrivare da Casteltermini, oggi provvederà alla rimozione dell'animale morto. A proposito delle spiagge di San Leone, l'assessore Nello Amel aveva annunciato l'imminente pulizia straordinaria. È chiaro che se si vuole salvare la stagione balneare bisogna mettersi al lavoro da subito, ma riascoltiamo l'assessore ai nostri microfoni. Abbiamo inserito 3 progetti con i lavori civici, con i servizi civici, che sono 20 persone per progetto, tutti destinati alle problematiche dell'ecologia, della pulizia della città, dell'osservamento, del decoro urbano, di tutto quello che si può fare, più un intervento abbastanza pressante per quanto riguarda le spiagge, dove cercheremo di mettere 6-7 persone stabilmente per recuperare tutti i rifiuti sparsi, che durante l'estate è un fenomeno che si verifica. Non può essere assolutamente debellato semplicemente con la repressione.